Bene, eccoci qua dopo un fenomenale avvio del Portogruaro Calcio che in questa Coppa Italia vince la prima partita per 3-0. E penso che l'entusiasmo lo si è visto anche sul campo, che ha dato la mano a fine partita a tutti i giocatori, un particolare che non è sfuggito. Abbiamo anche Franco Moras qua che può testimoniare insomma la contentezza della società, dell'intera squadra che oggi insomma ha giocato, ha faticato un po', poi alla fine i gol sono arrivati. Certo, non abbiamo dominato la partita nel primo tempo, però 3 occasioni nitidissime le abbiamo avute. Poi quello che ci caratterizza è la differenza, secondo me, e l'ampiezza della rosa che abbiamo, e quindi nel secondo tempo si è vista tutta questa differenza che ci caratterizza. Sì, un veterano, Battiston, che ha aperto le marcature, però poi, ecco, per allacciarsi al discorso che faceva sulla rosa, il cambio anche qua di qualità, infatti uno degli entrati ha segnato il raddoppio e da lì poi anche nel recupero il 3-0. Però il calcio d'agosto si dice che va sempre preso un po' con le molle, però insomma se buongiorno si vede dal mattino, insomma è splendido. Sì, certo. Allora, intanto Alessandro Battistone ha segnato con il destro, lui che è mancino puro, e poi ha segnato anche Marco Facca, che è uno dei nuovi, e alla fine era uno spavento. Diciamo che per quanto si è visto in campo, secondo me la vittoria è meritatissima e ci aiuta a continuare quel filotto di vittorie e pareggi, e quindi non sconfitte in gare ufficiali, che ci inorgoglisce tutti. Sì, c'è da dire che l'avversario era di qualità, insomma l'anno scorso giocava già in eccellenza, noi siamo una neopromossa, ha un allenatore che proviene dalla Serie D, perciò di esperienza. Moras, cosa vogliamo dire, come lo commentiamo? Lo commentiamo, abbiamo vinto, come diceva il Presidente, meritatamente, con una squadra che comunque ha moltissimi anni di militanza in quarta serie e in eccellenza, però credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione, frutto di un lavoro intenso e frutto anche di un lavoro, oltre che fisico, della squadra, anche un lavoro molto importante fatto dalla società nel completamento della rosa della prima squadra. Quindi direi che insomma abbiamo lavorato molto quest'estate per fare un tipo di programma del genere, quindi direi che adesso ci attendiamo dei risultati. Sì, io ho visto l'intervista del dopo partita del Presidente quando abbiamo perso 6-2 come il Pordenone. La sua analisi mi è parsa azzeccata, insomma, perché poi se andiamo a guardare il secondo tempo è finito un 2-2. Il 4-0 del primo tempo era un po' alcuni regali, c'era quella differenza di preparazione. Se andiamo a scremare queste cose qua, il Portogruaro si era già visto lì, insomma, una bozza per l'occhio intenditore, insomma, si intravedeva. Sì, si è intravista in quella partita, poi nella preparazione abbiamo fatto altre 3 partite con squadre della nostra stessa categoria e sinceramente molto bene il primo tempo in tutte e 3 queste partite, poi siamo un po' calati nel secondo tempo, molto probabilmente è frutto dei carichi di preparazione. Comunque rispetto alla partita di oggi io volevo evidenziare che abbiamo un 2001 che ha giocato benissimo, che è Benaruzzo, Costa che come sempre fa la sua ottima figura, anche Seferowski che era un po' indietro di condizione è ritornato ai suoi livelli, e poi i nuovi in alcuni momenti mi hanno esaltato per alcune giocate diciamo straordinarie dal mio punto di vista. Allora, chiudiamo andando un attimo su 2 singoli, perché nel primo tempo ci sono stati 2 bei colpi di testa che hanno fatto quasi gridare al gol di Della Bianca con 2 grandi parate del portiere. Nel secondo tempo sostituito da Macan, e Macan è un altro elemento in cui il Portogruaro spera insomma, di portare a casa parecchio.
Certo, hanno caratteristiche completamente diverse comunque. E quindi sono stati scelti appunto per le caratteristiche diverse e non è detto che magari possano anche giocare insieme. La domanda non l'avevo forse ben completata perché mi è parso, a parte che è entrato a partita inizia, non ancora bene in condizione, è a posto fisicamente McCann, deve rientrare un po' come minutaggio? Ha iniziato qualche giorno di ritardo, ma però la sua struttura fisica probabilmente ha bisogno di più tempo rispetto ad altri. Insomma. Come chiudiamo questa intervista? Vediamo che siamo felicissimi, una bellissima prestazione. Coppa Italia la portiamo a casa? Questo passaggio di turno? È un obiettivo sicuramente. Abbiamo visto che nell'altra partita c'è stato un risultato lo stesso clamoroso. A qualche minuto dalla fine Porto Mansuè vinceva 4-0. Allora, Moras, vogliamo lei come dirigente invitare il pubblico per le prossime partite? Sì, no, perché ripeto, la società ha lavorato moltissimo, crediamo di aver fatto un ottimo lavoro e pensiamo di dare soddisfazioni al pubblico. L'invito è: abbonatevi, venite a seguirci perché sicuramente ci divertiremo e otterremo dei risultati sicuramente interessanti. Bene, grazie. Grazie a lei.